Ben ritrovati dalla redazione. La cabinovia di Trieste sarà finanziata dal governo. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che cancella l'opera del piano di interventi coperti dal PNRR e contestualmente stanzia 48,8 milioni di risorse ministeriali all'impianto di risalita tra mare e altipiano. Il documento appena pubblicato è stato validato il 23 dicembre scorso. I fondi sostitutivi per l'impianto a fune saranno reperiti da una riprogrammazione di risorse precedentemente stanziate per la nuova linea tranviaria di Padova, opera già inserita nel PNRR e recentemente beneficiaria di fondi ministeriali complementari. Se i dati complessivi del 2024 in ordine all'attività di sorveglianza e presa in carico degli ex lavoratori esposti all'amianto e familiari per esposizione domestica sono da ritenersi sovrapponibili rispetto all'anno precedente, assume valenza il calo di nuovi casi legati alle malattie asbesto correlate. Un primo segnale che potrebbe indicare un cambio di direzione, anche se serviranno successive conferme per consolidare l'andamento. Nel 2024 i nuovi casi di mesotelioma sono stati 29 rispetto ai 36 del 2023. Calano tutte le malattie professionali asbesto correlate, complessivamente 219, il 23,5% rispetto alle 254, il 27,1% del 2023. Il dato costituisce il minimo degli ultimi 5 anni. Il direttore del CRUA, Centro Regionale Unico per l'Amianto di Asufi, Paolo Barbini, ha argomentato: il quadro generale denota un equilibrio sostanziale quanto all'incidenza delle patologie con variazioni minimali, tuttavia tra le persone che si rivolgono al centro risultano in calo i nuovi ingressi e soprattutto sono diminuite le placche pleuriche. Decine di lavoratori e lavoratrici della Tirso di Muggia hanno manifestato ieri in Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste davanti alla prefettura per protestare contro la mancata corresponsione della CIGS da novembre in poi. I lavoratori hanno esposto striscioni per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sulla loro vicenda. 4 denunce, 3 patenti ritirate per violazione del nuovo codice della strada e il bilancio delle giornate di controlli effettuati lungo il raccordo autostradale 13 da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trieste. In particolare i militari dell'Arma hanno denunciato un cittadino di nazionalità rumena nato nel 1985 in quanto bandito dal territorio nazionale del 2022 a seguito di un provvedimento emesso dal prefetto di Campobasso. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo in genere sereno oggi, al poco più nuvoloso sulla fascia orientale, fino al pomeriggio bolla forte in Carso e a Trieste con raffiche massime intorno ai 110 km/h, sostenuta sulla costa occidentale, moderata sull'Isontino. Nel corso del pomeriggio la bora andrà gradualmente attenuandosi, in quota soffierà vento moderato da nord-est, estese gelate notturne sulla pianura e nei fondovalle. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra meno 4 e 0 gradi, sulla costa fra 1 e 3 gradi, le massime ovunque fra 5 e 7 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG. Meteo ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.